Bentornati a TV7 Vertigo ragazzi, grazie per averci scelto anche oggi, un orario un po' diverso dal solito, un qualcosa di eccezionale vi attende. Se ci seguite nei nostri social sapete chi è il personaggio ospite di TV7 Vertigo, io già lo vedo nel nostro monitor, se non lo sapete beccatevi la sigla e restate con noi. C'è vertigo e ti giuro non capisco più niente. Sai che ti dico, metto TV7, mitico Skincaglia fa un programma che spacca il piazzo in divano. Ciao amici! E noi su TV7 Vertigo. Bomba! Vertigo! Impegnato sui fan. Let's go! Eccoci qua, dicevo bentornati a questo appuntamento che chiude, corona la settimana e dopodiché ci sarà la pausa del weekend, ma volevamo chiudere veramente alla grande e quindi abbiamo invitato il numero uno qui in Veneto, Herman Medrano, grandissimo, eccoti qua, ciao, come stai? Beh, bene. Mi avete beccato che stavo disegnando una robetta e... Ma tu sai che noi siamo veramente dei flash con tutti questi pulsanti che abbiamo a disposizione. Grandissimo Herman, sono felicissimo di ospitarti a TV7 Vertigo, grazie per aver accettato insomma il richiamo che ho mandato veramente tramite rete e tramite anche tanti amici che condividiamo. Bene, allora ragazzaccio, cosa stavi disegnando? Sono curioso io. Aspetta, dammi 8 secondi. Ok, va bene, guarda, ti tolgo proprio dall'immagine e io continuo a ricordare che siamo naturalmente in diretta streaming sia su YouTube che nel nostro sito www.gruppotv7.com/vertigo e quindi vi invito, vi sprono a scriverci qualsiasi cosa vogliate, qualsiasi domanda, qualsiasi saluto sarà letto senza filtro da me in real time. Guardate cosa sta combinando, eccolo qua. Senta, ma lei mi è un artista, eh? Anche lei quindi è di Vertigo? Stamattina un amico mi ha scritto: ma sei in diretta col baffo, quello con i cerchi dietro? Sì, yes. Ho detto siamo due baffi, perché il baffo ce l'ho anch'io, però io non ho il cerchio, quindi ho pensato mi faccio anch'io i cerchietti così. Facciamocelo che così siamo gemellati. Senti, allora adesso non è per... però tu sai che Vertigo è in diretta streaming da Manhattan, dal building di Manhattan. Tu dove sei invece? Io sono a fianco lì, siamo vicini, io sono qui nel Bronx. Ah, sei nel Bronx? Del Veneto. Nel Bronx del Veneto, siamo a Campo Nogara. Un saluto allora a Campo Nogara, grandissimo. Come mai dici il Bronx del Veneto, Campo Nogara? È quasi pieno di delinquenti. Davvero? No. Vabbè, si sa che a volte appunto dalla durezza della strada viene fuori poi il meglio e secondo me nei tuoi testi, nella tua storia sicuramente c'è questo, il fatto comunque di aver vissuto davvero ciò che è la realtà quotidiana e quindi di avere un occhio differente rispetto magari a quello che ti arriva dalla città più pettinata, giusto? Beh, guarda, qua in Veneto credo che di pettinate città ce ne siano pochette. Beh, oddio, non lo so. Herman, ad esempio Treviso mi hanno detto che è proprio una città, insomma, adesso togli il termine pettinata, ma chic, dove insomma si sta bene. Ma credo che, bene, sì dai, si sta bene, è vero. Si sta discretamente bene. Io ci ho abitato per un anno, quindi lo posso dire. Si sta bene a Treviso. Bene, ma io devo dire pettinata nel senso di fighettina. Sì. La puzza sotto il naso, certo, io credo che qua certo. non ce ne siano, insomma, non ce ne sia, la gente è vera e così com'è, giusto? Abbastanza ruspante. Poi io comunque ho scherzato sul fatto che qui è pieno di delinquenti, c'è tanta brava gente e non vorrei mai che i miei compaesani si offendessero. Il sindaco adesso ti sbatte fuori. Sai che... Ciao Pietro. C'è un... come si chiama il sindaco, perdonami? Gianpietro Menin, ciao. Ciao Gianpietro. Qualche mese fa. Allora, senti, tu sai che questa cosa, insomma, dell'esilio è chiamata a gran voce per un tuo collega, adesso non vi associo sicuramente stilisticamente parlando, e un certo Justin Bieber, non so se ne hai mai sentito parlare, stanno facendo una specie di class action per sbatterlo fuori dall'America perché insomma non piace come esempio. Beh, credo sia un portabandiera un po' difficile da tenere
come esempio, però è questione di gusti, a me non piace, quindi esatto. un americano aderirei a Class Action. Subito così. Allora, senti, c'è già un primo messaggio, un saluto dal nostro numero 1 fedelissimo di TV7 Vertigo, che è il nostro Samu, io lo chiamo così, Samu Milan, è il suo nickname, anche se questa squadra mi lascia un po' perplesso, e ti saluta anche me, e dice: ciao Herman, sei mai stato a Montegrotto Terme? Perché lui deve essere di quelle parti, quindi andiamo proprio a toccare il territorio. Sì, te lo dico proprio così, sono sta tipo 15 giorni fa a Montegrotto. Ecco. E tra l'altro è la zona frequento anche perché terme quelle 9, quindi... Esatto. Bravo Herman che rilanci un po' la situazione di Montegrotto e di Abano, bravo. Allora, senti, tu sei uno tra i fautori in Veneto, se non il solo, o tra i primi che ha lanciato la musica rap, però con la peculiarità del dialetto veneto. Come ti nasce questa ideazza? Io voglio subito salutare anche Scardi e tanti altri con cui tu hai collaborato, dovrei stare qui veramente per tutta la puntata a citarli. Ne ho citato uno, insomma, il più VIP tra tutti. Dopodiché sarai tu libero di salutare e di citare. Prego, come ti nasce questa ideazza, questa passione? Quindi rap e essere comunque te stesso, 100% nostrano. Beh, allora partiamo proprio da tanti anni fa. Io ho cominciato con l'italiano, anzi ho cominciato con l'inglese, poi con l'italiano e poi sono passato al veneto. Sì, io ho fatto un po' un bignami, perché sennò veramente... Esatto, la mia è stata un'involuzione dal globale al locale. E poi farlo in veneto è stata naturale perché io non parlo in italiano solitamente, parlo veneto. Ma quindi una necessità, Herman, una necessità proprio tua personale, perché dici io con l'italiano incespico, o perché proprio hai detto io devo prendere la piazza? No, io proprio con l'italiano non c'entro niente, non con l'italiano, proprio con la lingua italiana. Lo senti che faccio fatica, io sto traducendo, in realtà sto facendo una traduzione mentale prima di parlare, cioè allora, un millisecondo di scarto, senti lo senti il viola un pochino la tua privacy e racconto l'aneddoto che ieri ci siamo sentiti, gli ho detto Herman, please help me, perché io col Veneto incespico veramente alla grande e se arriveranno poi i messaggi da parte della grande V o di chiunque, insomma, in dialetto veneto, ogni volta è un disastro. Ricordo ancora certe frasi che ho letto in real time e lui mi ha detto va bene Emiliano, non ti preoccupare, cercherò di darti una mano, speriamo anche nei commenti che ci aiutino. Spesso nelle tue canzoni, che trovo fantastiche, incespico io, non riesco a capire tutto e ti dico che è anche un po' un peccato perché sei veramente forte, non lo dico perché voglio fare il ruffiano, ma perché sei veramente forte, spacchi e magari buona parte dell'Italia si perde. Temo che tu abbia ragione, buona parte dell'Italia si perde e coglie magari il senso, come potresti cogliere il senso di una canzone inglese o di una francese, forse tedesco, per carità, insomma, lo spagnolo. Capisci il senso, ma ti perdi il bello dei termini specifici. Certo, la poesia che secondo me in un testo, in una canzone, comunque è sempre importante. Poi, come dicevi, in spagnolo basta mettere una S, no? Siamo tutti spagnoli. Beh, non è proprio così. Senti, parto subito con Istà e dopodiché continuiamo con i tuoi video, va bene? E con... conoscerci meglio. Ecco qua, saluto anche i Dollywood, quindi Ciano con la collaborazione insomma per il montaggio credo e la regia di questi fantastici video e tu sei in concerto con i tuoi insomma The Groovy Monkeys. Senti, spiegami anche questa cosa. La musica insomma che attualmente realizzi ha avuto secondo me una contaminazione, quindi sei più magari meno rap, meno hip hop e sei più sul groove, su altri suoni insomma, sullo ska a volte. Ma c'è un po' di tutto adesso con la band, anche saluto i The Groovy Monkeys, con la mia band spaziamo, è vero, reggae, ska, c'è molto... Ma sono loro che ti hanno contagiato o tu hai fatto questo passo stilistico personalmente?
Un po', ci siamo contaminati uno con l'altro. Alla fine il rap resta di base la tecnica vocale, tutto il resto è venuto perché la musica ti prende. Se sai un po' di storia di pop, sai che comunque tutto alla base è funk. E comunque mettersi dentro il reggae, mettersi dentro lo ska arricchisce questo genere musicale. Lo fanno attualmente anche gli americani, quindi non vedo perché noi non possiamo farlo. Yes, ti dico che secondo il mio modesto, non sono Red Ronnie, il mio modesto parere regge veramente alla grande. È una contaminazione, una fusione molto bella, sembra veramente nata proprio così com'è. Abbiamo riarrangiato tutti i miei classici con un doppio album che è uscito nel 2012 che si chiama Simie, tra cui i pezzi li state vedendo adesso come li sta, tra l'altro risuonato dai Groovy Monkeys, che poi abbiamo fatto live negli ultimi 2 anni e riproporremo altri pezzi ancora live anche per il prossimo tour estivo. È stato naturale trovare una musica che non fosse la solita musica che accompagna il rap, quindi tutta uguale, sempre senza assoli, cioè c'è qualcosa di più. Chi viene agli spettacoli lo sa comunque, perché c'è un godere dello spettacolo in maniera diversa. Senti, a volte il pubblico non è poi così intellettuale, preparato su ciò che è la musica, però gode magari del fatto che può ritrovarsi nei testi e in quello che tu dici, e tu in questo secondo me sei maestro, insieme a chi inizialmente ho citato, quindi Scardi e tanti altri amici. Da cosa nasce però questo tipo di scelta di essere così territoriale? Beh, come ho detto prima è una necessità, perché comunque io parlo una mia lingua che è questa e non riesco più a fare dei testi in italiano come certo Herman, però togli il discorso dialettale, comunque c'è tanto territorio, c'è tanto ciò che sei e quello che vivi. Beh, assolutamente non potrei riuscire a parlare di qualcosa che non conosco appieno. Parlo di me, delle mie esperienze, del mio punto di vista, che non è proprio il punto di vista dell'uomo della strada, perché io non mi considero un uomo della strada, mi considero un osservatore abbastanza acuto a volte, anche spietato, devi esserlo, perché altrimenti diventa il qualunquismo, la superficialità è sempre alle porte. Si cerca di andare a vedere qualcosa che di solito non viene notato e si sviscera, cerca di portarlo al grande pubblico. Ma perché tu sostieni che, se ho capito bene, l'uomo tipico della strada, insomma, non abbia questo tipo di visione, non abbia questa acutezza nelle visioni di ciò che lo circonda, mentre tu ce l'hai? È preso dalla vita di tutti i giorni, se si può usare un termine, ha altre cose per la testa, ecco, diciamo così. Però stavo dicendo, cioè deve arrivare a fine mese, diciamocelo, e quindi sì, magari nota meno le cose che non vanno? Ha dei grossi problemi da affrontare, quindi cerca di arrabattarsi e quindi focalizza la sua attenzione sulle cose che lo riguardano personalmente, mentre ci riguardano personalmente molte altre cose che si tralasciano e si vive in maniera superficiale tutto quello che ci passa davanti. Ma è strano comunque, perché effettivamente sento un gran lamento da parte della gente, questa massa sta montando, poi effettivamente ok, bisogna arrivare a fine mese, però forse gli occhi, almeno quelli, si stanno pian pianino aprendo. Io apprezzo una cosa del movimento rap hip hop, e sai qual è? Mi sono spaventato, hai detto movimento, pensavo andessi a parlare di politica. No, ci butto solo una puntina perché sono fatto così. Il fatto che stavo dicendo, appunto, l'hip hop e il rap sono gli unici che sto sentendo in questo momento che denuncino effettivamente la realtà. Un pochino poi dietro, alla lontana, sta ritornando il metal, quindi il rock, però sta un po' veramente zoppicando. Perché questo? Ma io sono d'accordo a metà, per il 50%. Con il mister. Con il mister. Esatto. Sono d'accordo a metà, perché ci sono anche altri generi musicali che l'hanno sempre fatto. C'è una parte del movimento reggae, ska, molto combat, molto acuta nei testi.
c'è l'hardcore che l'ha sempre fatto in maniera... però non è per il grande pubblico, è quello... o vedi che vieni dalla mia? Perché non dimentichiamoci mai... Herman, non dimentichiamoci mai che ci sono le major e decidono loro quello che far passare. Quindi i movimenti che tu stai citando non li sento più per radio, non li vedo più in ciò che è la grande comunicazione. Per quello che nasce Vertigo, per dare la possibilità agli indipendenti, quindi agli artisti che sono stati messi magari da parte dall'etichetta, di farsi conoscere e vedere. Adesso non voglio salire sull'altare, però insomma cerchiamo di fare questo. Ha fatto un bel lavoro, perché come dici tu, le radio non passeranno mai quelli che rompono le scatole, diciamo così, proprio quelli delle radio tra l'altro, per cui è evidente che tirerebbero la zappa sui piedi. Ciò che è assurdo però, perché le radio nascono come le radio libere. Ne sono rimaste 4 in Italia di radio libere. Certo, certo. Senti, devi smetterla di minacciarmi con quel pennarellone, hai capito? Smettila di puntarmi quel pennarellone. Anche perché sembra... da fighter lo possono detenere soltanto con il porto d'armi. Certo, anche perché se scrivi su una maglietta o qualsiasi cosa, insomma, supporto, con quella roba lì non va più via. Fregato. Tu hai anche questa passione? Ah, scusami Herman, vai, scusami. No, dicevo che stavo ragionando sul fatto che le radio non passino comunque certa musica, e tu dicevi che adesso il rap sta ritornando e ha un po' di visibilità, di ascolto un po' più maggiore, lì che bello. Succede perché tutti gli altri generi musicali li hanno sfruttati fino all'osso, spremuti come limoni, e stanno dando poco attualmente. Quindi, siccome il rap piace, ai ragazzini piace, si creano tanti personaggi da mettere lì. Sono dei bei ragazzi, non sono troppo scurrili e alle mamme non danno troppo fastidio. Quando danno fastidio li butteremo via, non ti preoccupare. Oppure utilizziamo quelli dei talent, li costruiamo direttamente, è ancora peggio. A me fanno un po', diciamo, mi dispiace, ecco, vedere personaggi che, ne so, faccio qualche nome, però Marco Carta, Mengoni, sono dei bravi ragazzi sicuramente, cantano bene, ma come loro ce ne potrebbero essere altri 1000 al posto loro, a cui scrivono la musica, a cui scrivono i testi, per cui costruire dei personaggi così che li usi per un paio di stagioni, poi li butti via, e sono loro stessi che si lamentano di questo. Non mi sostengono, non mi promuovono, mi usano praticamente. Se ne sono resi conto anche loro quando tutti quelli dell'underground gli hanno detto: guarda che stai facendo un errore, ti useranno, ma quando sei sulla cresta dell'onda non ci pensi. È ovvio che non ci pensi. Vedi il cash, vedi il dio denaro, vedi le copertine e parte la testa. Vedi, stai dicendo delle cose... Prego. Minaccio col pennarellone. Vai con la spada laser. Vorrei vedere su Vertigo Marco Carta, vorrei vedere su Vertigo Mengoni, e più Herman Medrano e altri come me in Rai e a Canale 5. Cioè, che ci fosse il cambio e poi il ritorno, si ritorna indietro e lo si fa in modo da capire cosa sta succedendo, cioè cosa funziona, cosa non funziona in questo sistema, perché è un sistema che non va. Ma in tutto questo chi è lo sfigato? È Mediaset o era Vertigo? Io sono sfigato. Scherzo. Uno che ha 42 anni, ancora contro i mulini a vento, sostiene che bisogna darsi da fare e tirare dentro più persone possibili all'interno del circuito musicale. Chiunque, anche quelli che non lo sanno fare, perché comunque hanno diritto di esprimersi, diritto di fare. Io una volta ero quello che era contro gli scarsi, proprio c'era questo concetto: gli scarsi non devono mettersi tra i piedi perché ci rovinano l'immagine. Adesso dico: scarsi, dove siete? Non ci sono più neanche quelli. Non c'è più niente. Hai capito la Bibbia, vedi quanto sono avanti alcuni testi a volte, nonostante sono stati scritti secoli fa. Senti, allora, io te la sparo secca, va bene?
Mi hai detto, Emiliano, vai tranquillo, non fare sempre il politically correct. Questa parola qua non riuscirò mai a dirla. Allora, tu però stai parlando di cliché, stai parlando di cose, insomma, standard. Però io ti vedo standard per quanto riguarda il cliché hip hop rap, quindi anche tu indossi una divisa. Perché, se stai facendo comunque un'evoluzione stilistica, musicale, rimani agganciato ancora a quel cliché e soprattutto oltreoceano, quel classico americano italico? Guarda, ti amo. Ho fatto bene a chiederlo. Effettivamente noi rapper siamo gli sfigati numero uno, è vero, perché dobbiamo farci riconoscere. Noi non siamo quelli che arrivano, lo fanno anche gli altri, il chitarrista con le braghe di pelle o il jeans rosso. C'è sempre il cliché, vedi? C'è sempre. È una divisa, è vero. Dobbiamo farci riconoscere, cioè dobbiamo essere quelli che dicono: oh, sono quello che ha la felpina bella, il cappellino, ho la braga larga, adesso non va più di moda né uno né l'altro, comunque vabbè, lasciamo perdere. Io sono un po' old style, quindi io MTV Rap sono la mia felpa preferita, tra l'altro. Yes. Ma è una cosa normale, ti riconosci uno con l'altro in questo modo, cioè cerchi l'aggregazione con quello che ti è più simile, però alla fine solo parlando con le persone, solo conoscendole, solo andando alla ricerca di quelli che hanno certe idee, ti rendi conto se alla fine siamo veramente tutti dello stesso movimento, tutti della stessa cricca o così per modo di dire, della stessa cerchia. Devi sbatterti un po' di più oltre le apparenze del cappellino, della felpa, devi andare oltre. Allora, sto leggendo nel frattempo anche qualche commento, insomma, ad esempio Samuele Favero, non so se lo conosci, di questo... Forse sì. Dei Remors. Allora, Medrano! Ecco, cominciate col Veneto. Ara che vol cavar a Litorina, so a linea Venezia, Adria. Riesci a tradurlo? Sì, in pratica vogliono sopprimere il treno, giusto? La Litorina, sulla linea Adria-Venezia, giusto? Bravo. Grazie. Un saluto quindi a Favaro. Ascolta, no, dovremmo parlare di qualcosa che è veramente politico, non si può andare a parlarne adesso. Yes. Mi dispiace perché la Litorina, detta anche vacca mora da ste parti qua, e poi c'è la vacca nonesa, quella della Val di Nonne. Sono quei mezzi che hanno fatto la forza di questo territorio e hanno portato chi lavora, chi studia nelle città, a Mestre e a Venezia, ma anche in Riviera del Brenta. E adesso, perché siccome siamo tutti ricchi, siamo tutti quanti spendaccioni, abbiamo tutti la macchina, togliamo i mezzi pubblici. Certo. Serve la macchina, Pidocchioso fuori con la macchina, no? Certo. Senti, adesso sparo un altro video dei tuoi, qui c'è un featuring insieme a Manu PHL e sei in quel di Padova, giusto? Yes. Poi ne parliamo di Manu, Vai. Allora, lo presento, qui stiamo facendo la telefonata iniziale, ma questo non conta perché il video girato a Padova è uno street video che è stato fatto praticamente in un pomeriggio, mattina-pomeriggio. Però sempre di qualità, Certamente, girato da Francesco Del Zotto. È apparso. Lo saluto, Delzo, è il nostro regista di 2 video, non uno, 2 video, perché c'è anche quello che andremo a vedere dopo. Manu è un ragazzo di Pisa che rappa in parte in italiano. Avrei detto livornese io, invece non scherzare, e invece è pisano, avrei giurato Livorno, ma mi ammazza se mi sente. E ti dico che lo voglio, perché è veramente bravo, quindi dopo lasciami pure il suo contatto. Prego, vai Herman. Lui è veramente bravo, effettivamente. Tra l'altro abita a Roma e quindi collabora anche lui con la Grande Onda e ci siamo conosciuti nonostante fosse un po' la stessa etichetta prima e durante, dopo l'etichetta. E quello che state vedendo è il nostro secondo singolo, poi vedremo quello che è stato il primo. Qua stiamo facendo una camminata per Padova, il pezzo è O, che
io non so se si sente l'audio. Sì, noi lo sentiamo. L'unica fregatura è che tu non senti per permetterti di parlare. Prego. Ok, il nostro secondo singolo è tratto da Non se conoscemo, che è il primo album di inediti che abbiamo fatto con The Groove Monkeys, album che è uscito a maggio per Grande Onda, un lavorazzo fatto con tutto stonato, ovviamente, fatto con amore, perché questo qui è il nostro disco di debutto, si può dire di debutto, anche se sono tantissimi anni che suoniamo e che cantiamo. Herman, cosa hai curato di più? Quindi, perché hai detto un lavorone, le sonorità o i testi? Guarda, tutto, dobbiamo mettere in conto le ore perse di notte, di giorno in prove, incontri, studio, non si può dire che è un disco facile. È stato fatto praticamente, come dicevo, con amore, perché qui gocciola veramente, lo senti se lavori in ogni pezzo. Abbiamo curato veramente ogni aspetto di quello che era la produzione, per cui da parte mia i testi, da parte dei Groove Monkeys e la musica. E poi il featuring, perché questo è uno dei featuring, ne abbiamo molti altri, sono molto, diciamo, importanti, perché abbiamo capitalizzato delle amicizie che abbiamo da anni e chiesto: volete venire nel nostro disco? C'era un'unica clausola: dovete cantare nella vostra lingua regionale. Quindi abbiamo Manu che canta nel suo toscano, perché è una variante del toscano, abbiamo il bresciano di Dellino, abbiamo il veneziano di Scardi, abbiamo Caparezza che canta nel pugliese di pugliese. Esatto, abbiamo insomma il romano di Piotta, il siciliano di come si chiama? Amnesia. Aspetta perché mi... No problem, perdonami che non riesco a darti l'assist, chiacchiero un pochino per farti ricordare mentalmente se ce la fai. No, non vabbè, peccato. Adesso vedrai, ti tolereranno. Ecco il solito leghista che si dimentica della Sicilia. Ma non è così, non è così, è solo un'amnesia momentanea. No, stavo dicendo che appunto abbiamo messo come questa unica clausola, che è quella di rappare o di cantare la propria lingua, ed è importante per noi. Qua c'è un'immagine scabrosa. Sì, infatti all'inizio non ti avevo riconosciuto, ho detto quella, e poi ho visto che eri tu, quella niente. È piatta, hai visto che... Sì, infatti dicevo che timpa piatta, vabbè. No, abbiamo fatto un lavoro che doveva essere nel concept, lo dice il titolo stesso, non se conosciamo, non ci conosciamo, cioè l'Italia non conosce se stessa, le proprie lingue locali. Bello. Quindi le facciamo riscoprire. Non ci conosciamo come persone, quindi andiamo alla ricerca di fare contatto con quelli che abbiamo tralasciato. Non ci conosciamo noi stessi, prima di tutto, non conosciamo la nostra storia personale, tendiamo a vivere alla giornata e a pianificare poco del nostro futuro, ma a dimenticarci in toto del nostro passato, quindi non va bene secondo quello che è il mio punto di vista, e cerchiamo di dare un quadro. In questo disco abbiamo cercato di dare un quadro di quello che è un primo passaggio, che è quello di imparare a conoscersi, e poi nei prossimi lavori svilupperemo gli altri punti. Ma senti, questa saggezza innata, insomma, nasce dall'età, non ti sto dando del vecchio, quindi pian pianino l'hai acquisita. Pennarellone, lo sapevo che arrivava, o già proprio anche negli esordi eri così? Tu mi hai detto che ce l'avevi con i perditempo, con cioè gli amatoriali che rompevano le scatole, e poi forse hai fatto un tuo lavoro interno. C'è stata... Allora, vuoi l'onestà o vuoi la risposta, quella di comodo? Guarda, siccome noi non siamo verissimo, no? Dimmi l'onestà, Ok. Cioè, non devo fare lo scoop, intendevo questo con verissimo. Adesso... Ho cambiato la mia filosofia di vita pian piano negli ultimi 10 anni, però i primi 10 li ho vissuti come un ragazzino fino a 32 anni. Diciamo così, fino a 32 anni mi sono permesso anche le cazzate, quelle più impensabili. Le ho fatte. Herman, ma di solito... La
precisione. Di solito il cambio avviene per una facciata. L'hai presa questa facciata? Sì, ho preso un tir in faccia nel 2003. Ma è vero, l'ho preso sul serio. Ho fatto un incidente nel 2003, ho preso un camion proprio, ho avuto il motore della macchina sulle ginocchia, quindi caspita. È stato un colpetto. Sai questo insegna la vita che ti passa davanti? Sì, è davvero così? Esatto, proprio 5 secondi di paura. E questo ti ha cambiato? Sì, ma non solo quello è stato l'inizio. Certo. Il 2003 è stato l'anno del cambiamento. Ok. Poi è fatto tutto il resto. Prendiamola in positivo. Senti, quanto c'è di storia alle tue spalle? Sto parlando lì nel Bronx di Camponogara, perché vedo un sacco di oggetti curiosi. Ad esempio, sopra una cassa, proprio per farlo spiritoso, sembrerebbe quasi un reggiseno con le stelline, in realtà è una cuffia. No, è una cuffia di scout, di quelle cinesi. Yes. Va benissimo quando vengono gli ospiti qui in studio. Ok, dico, quello è proprio il tuo studio di registrazione? Sì, dove faccio le pre-produzioni, praticamente ci mettiamo, cioè registriamo a casa delle cose, ce le ascoltiamo e poi le rielaboriamo, e quindi ho bisogno di uno spazio per registrare. Yes. Ho un po' di cazzate sparse per la stanza, se vuoi ti faccio vedere qualcosa. Mostramene una, se vuoi alzati pure, io comunque sono qui insieme ai nostri amici. Ragazzi, dai però con i saluti, con i messaggi. Prego, vai, cosa mi fai vedere, cosa mi mostri? Ecco, sta andando a ravanare qua e là per lo studio. Devo ancora tirarle fuori, sai... Io e Katia, che è la mia compagna, salutiamo Katia. Facciamo dei viaggi, diciamo, un po' nel nord Europa, ci piace la Scandinavia e andiamo un po' più su. E abbiamo trovato questa simpatica, vediamo se in webcam si vede, è per fare il ghiaccio a forma di dentiera assurdo, praticamente a forma di bara. Sono quelle cazzate che non è vero, se la metti dritta è una bara, ora che me l'hai spiegato ci arrivo. In più il ghiaccio a forma di dentiera, quindi canini, quelli di Dracula. Esatto, utilissimo, come fa a mancare in una casa una cosa del genere. Ma certo ragazzi, ma certo. Poi qui nota che non l'abbiamo mai usata, ha 4 anni e è rimasta lì praticamente. Poi, mi chiedo come mai. Chissà perché. Qua non so neanche cos'è, perché praticamente ho ancora la confezione chiusa e dovrebbe essere un salva, adesso lo apro perché a questo punto devo aprire. Grande, in diretta, sono onorato di questi oggetti. Che cos'è? È una cosa che serve praticamente, vedete, serve da mettere sopra la lattina di bibita gasata. Ho capito, una specie di coperchio. Per chiuderla, praticamente è un tappo da lattine mai usato, praticamente. Ecco, questa è la mia parte idiota che esce quando sei in viaggio, compri queste cazzate e poi le metti là e non le userai mai. Beh, però ti dico, ma può esserti anche utile, ti può tornare utile. E non sapevo questa tua, insomma, passione per i viaggi. Ti facevo molto territoriale, invece no. Questo lo fai per passione tua personale o vai anche alla ricerca, come fanno alcuni artisti, di sonorità differenti e di contaminazioni? Quindi ricordiamo Lorenzo e tanti altri. No, anzi a noi piace parecchio la Scandinavia, da Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia. Ci siamo innamorati e quando abbiamo avuto la possibilità ci siamo andati con il nostro camper Cimice del 1980, un Volkswagen di quelli dei fiori praticamente, yes. E abbiamo fatto questi viaggioni, dei bei viaggioni. Lo vedi, mi sei come copertina rap e poi nell'animo sei un figlio dei fiori, è strana sta cosa. Non ti dico quali fiori perché... No, è intuibile, è intuibile. Senti, nel frattempo Michele Mazzuccato ti dice che sei il migliore. Io lo saluterei. Michele Mazzuccato. Grazie Michele, te voglio cosa ho avuto che ti dica. Quando che se vediamo a un concerto, vieni a trovare e mi dici, guarda, sono Michele Mazzuccato, quello che ti dico che te sia il meglio. Che ho scritto durante Vertigo, giusto? Ecco, bravo. No, ma stai cominciando, mi sbaglio? Pian pianino. Pian pianino. Senti,
Nel tuo territorio, ricordiamo che sei quindi in provincia di Venezia, scusami, di Veneto, sei in provincia di Venezia, c'è veramente un fermento artistico molto importante, cosa che magari in altre zone del Veneto viene a mancare. Come mai? Te lo sei mai chiesto, spiegato? Se il vino buono? È l'alta tensione, ci sono i campi elettromagnetici da queste parti che stanno friggendo il cervello alla gente e quindi noi li schizziamo via prima di lasciarci friggere. C'è veramente, come hai detto tu, un bel movimento di gruppi che stanno venendo, che crescono, e qui nella zona si sono riuniti, nel Veneto ci sono parecchie etichette, ma quella a cui noi ci rifacciamo, qui c'è la Grande V, siamo entrati anche noi di recente a gennaio, quindi magari i prossimi lavori li faremo con loro e vedremo, insomma. Però la cosa principale è che c'è fermento, ci sono ancora le sale prove, ci sono ancora, anche se sono, diciamo, in via di estinzione pure quelle, perché costano. Sì, come le balere anche. Sì, mantenerle costa, tra l'altro. E poi ci sono ancora i ragazzi che a 14 anni, 10 anni, 8 anni vanno a scuola di musica, ci sono le scuole di musica, poi magari le lasciano e fanno il gruppo per i fatti loro Lo dici proprio come se fossero mosche bianche. Come mai dici questa cosa, sottolineandola così? Cioè il fatto delle scuole di musica, ce n'è un botto comunque. Sì, ce n'è, però ci sono quelle storiche, quelle che nascono e muoiono, è un mondo anche quello, bisognerebbe parlarne in maniera approfondita, però diciamo che io ho un figlio e lo mando a 8 anni a imparare la batteria, costa ovviamente, ma poi tuo figlio vede l'amico che va a calcio, e l'amico che invece l'amica che va a danza, poi adesso va di moda l'hip hop, lo mando, e tuo figlio vuole andare a suonare la batteria, cioè capisci che è raro ed è un po' nel mondo della spesa di una famiglia, è più difficile che investano sulla musica e su cose del genere. Purtroppo per me io a militare, no, durante il test dei 3 giorni avevo scritto che volevo fare il fiorista. Bravo. Non è dispendioso. Ti hanno fatto fare il militare alla fine. Hai fatto? Sarà stato che ho sbagliato con la risposta lì, boh, non lo so. Eppure non l'hai fatta alla fine. Ah, non si sa, non si sa. Senti, no, perché neanche a farlo apposta, ti stavo dicendo, sì, l'ho fatto in aeronautica e ho la felpa addosso dell'aeronautica, sembra che io voglia fare sponsor, non è così, insomma. Allora, senti, ok, questo eccola che arriva. È il nostro cavallo di battaglia nei live, perché la gente partecipa, perché è una canzone che è caratteristica delle nostre zone. E perché ha un doppio risvolto, intanto il ritornello festaiolo, ma poi anche il testo un po' bastardo, diciamo. Cioè, provoca un pochino, c'è la questione americana, anche noi vogliamo fare un po' come gli americani, però alla maniera nostra, quindi con il vino e le costicine. Esatto, e poi comunque ti ritrovi nelle strofe calato nella realtà del lavoro di tutti i giorni, alzarti la mattina presto, andare a lavorare in mezzo al traffico, il capo del lavoro che è uno che ti rompe le scatole, il fatto che fai del fine settimana un rito, tante cose che si vivono a tutte le età comunque. Sì, però questa cosa è spendibile per tutti i paesi del mondo. Guardiamo l'Inghilterra, guardiamo ciò che fu il fenomeno degli hooligans, che purtroppo a volte ancora ritorna, il fatto appunto di vivere tutta la settimana come dei somari per godersi il weekend. Qui invece si vive tutta la settimana come dei somari e il sabato alla domenica fai festa perché non lavori. Sì, certo, per godersi il weekend. Senti, nel frattempo il nostro Michele Mazzucato risponde: speriamo che ti ricordi però, perché tu gli hai promesso, insomma, che nel prossimo tuo concerto, se viene lì a salutarti e ti dice la frase: guarda che sono quello che ti ha scritto durante Vertigo, sei il migliore, lo saluti. Quindi ricordati, perché lui ha detto speriamo che ti ricordi. Segnatelo, Herman.
Mo segno. Te lo segni col pennarellone, anche perché a quanto pare sei un po' smemorato, visto che ancora non ti sei ricordato dell'amico siciliano, eh? Ah, accidenti, è Roy Paci. Ah, Roy Paci, caspita, ma... Non volevo interrompere il discorso di prima, però mi era ritornato in mente e poi no... Grande, ti ho dato l'assist, meno male. Roy Paci, bastava che mi aiutassi un po' di più con sassofonista oppure musicista, mi veniva. Ok, senti, allora, torniamo su questo video, su questo brano musicale, raccontami un pochino come nascono i testi però. Beh, come dicevamo prima, c'è molta osservazione e poi c'è molto di tuo. Il tuo modo di vedere è fondamentale. Però i testi non nascono soltanto dall'osservazione, nascono da molto studio. Devi metterti lì, scrivere, incastrare, fare delle prove, vedere cosa gira e cosa non gira. E poi ogni rapper, diciamo così, ogni cantante, ogni artista ha il suo modo di scrivere per la propria respirazione. E qua andiamo sul tecnico, perché tanti rapper credono di poter fare i pezzi degli altri perché sono dei rapper. In realtà il rapper sa quando fare quelle micro respirazioni che ti consentono di fare tutto il pezzo di botto, fare una cosa fatta calata sulla tua persona. È un guanto una canzone, deve essere scritta da te per saperla fare solo te, e quello è anche un piccolo segreto, così gli altri non la fanno. Certo, hai detto delle cose veramente very good. Sere fa c'era insomma questo special con Massimo Ranieri, ha cantato La cura di Battiato e si è scusato. Vedi, Massimo Ranieri lo apprezzo anche per questo, si è scusato ed effettivamente concorda con quello che tu stai appena dicendo, il fatto che una canzone è un guanto e non tutti, nonostante uno sia un fenomeno riconosciuto della musica, possa interpretare un pezzo di un altro. È una sorta di presunzione da parte comunque del rapper di poter fare qualsiasi altro pezzo rap. Non è così, infatti la respirazione ti frega tantissimo. Lo sanno? Non lo sanno. Forse non tutti. Senti, raccontami come vivi tu però personalmente il concerto. Lo vedete dalle immagini, alle spalle. Intanto saluto il chitarrista Diego. Sì, saluta pure tutto il gruppo, bravo. Tutto il gruppo, Yuri al sax, Leo alla tromba, Millo al basso, DJ Tech ai piatti e poi Lughi, Alessandro alle tastiere. Ma è il nostro fonico soprattutto, perché magari chi vede lo spettacolo non sa quanto c'è di lavoro dietro per i suoni, che è il cavallo. È lui la nostra certezza, la nostra sicurezza. Come ti dicevo, esatto, come vivi il live? C'è anche preparazione fisica oltre che artistica? Io dico la verità, ho un piccolo segreto. Allora, mangio poco prima di cantare. Io non avevo un regime alimentare particolare, quindi per i fatti miei non mangio. Di solito ai concerti negli ultimi anni non ho più mangiato quello che mi danno, ma mangio qualcosa per i fatti miei, oppure con la mia compagna un po' prima, un po' dopo, ecco, così. Perché devi rimanere leggero, altrimenti quando fai la tua roba frutti, e che non è una bella cosa. Quindi stai digerendo e non è simpatico. Vabbè, e poi devo tantissimo. Ozzy Osbourne l'ha fatto il suo cavallo di battaglia, perché non farlo anche noi, insomma? Ma io tempo fa, insieme con un amico, avevo cercato un ruttonista e non si trovano i ruttonisti. Non ce n'è più, è la crisi anche per i ruttonisti. Esatto, mi lantano tutti, io ho un amico che è campione di rutti, cioè certificato attraverso il Cassago Cities Live quando facciamo la gara di rutti, e è Andrea Benesso, e lo saluto. Lui potrebbe essere il mio ruttonista, però dobbiamo costruire dei pezzi con lui. Ingaggialo. Senti, ci sono degli artisti che a volte durante l'esibizione bloccano il concerto perché devono andare in bagno. Ti è mai capitato di fare una roba assurda così? Altra domanda e poi ti lascio parlare. Sei uno di quelli cagoni che dopo, finito il concerto, non si vede in giro, o, e nel caso te lo becchi, o invece stai in mezzo alla gente dopo? Ciapa. Allora, questa è Acqua Sant'Anna.
Praticamente io riesco, non voglio fare pubblicità, ma è acqua, acqua. Sì, acqua. sì, sì. E io bevo 2 litri di acqua e praticamente la espello, cioè tutta, cioè non mi resta niente dentro, per cui è impossibile andare al bagno durante. Se dovessi avere quella necessità, faccio come i ciclisti. Ok, abbiamo capito. Seconda domanda, quindi sei uno di quelli che poi si imbosca dietro, rimane con gli amici a festeggiare, a chiudere la serata, o sei uno che poi si diverte anche a viverla la festa, il concerto, quindi mescolandosi tra la folla? No, io la prima cosa che faccio è scendere dal palco, andare davanti e vedere la gente che mi è venuta a vedere e parlarci assieme. Resto praticamente fino a tardi, sono sempre l'ultimo, io con gli altri del mio gruppo ad andare via siamo sempre gli ultimi. Cioè, tutto quello che è la parte più bella è parlare con la gente, fare lo spettacolo e parlare con la gente, cioè stare in mezzo, sentire le emozioni che provochi, cioè è la parte più vera, diciamo la verità. Quando uno ti dice oh mi piaci, ma anche quando trovi quello che dice sì però dovresti, sì, la critica, poco che ha fatto schifo, cioè sono cose importanti, le devi considerare perché sono la parte vera del concerto. Senti, questa cosa poi la trasporti anche nella vita quotidiana? Ti piace essere fermato nel quotidiano dalla gente? Beccati la frecciata. Aspetta, vengo vicino alla webcam. Io ho un tizio che quando vado a fare la spesa, se quando mi becca che faccio la spesa, mi segue col carrello dietro e non si è mai presentato. Cioè, non so se viva dentro al supermercato o io sono abbastanza sfigato da beccarlo sempre. E la vivi come una presenza angosciante. Te fa stare mai, capito? Cioè, trovi uno che dietro ti segue e non dice mai ciao, niente. Ciao, ti ho visto, bello quello che fai, no, mi fa schifo. Niente, non si presenta mai. Cioè, non è una bella cosa. No, lo so. Guarda, secoli fa ho vissuto una roba analoga, facevo, prima di fare giornalista, trascorsi in Mediaset e Rai, facevo quindi delle telepromozioni con quelli grandi, presentatori, quelli big, e quindi ho avuto il mio momentino di gloria. Bene, mi trovo in metropolitana a Milano seduto, tu sai che sono le file delle panche sono una speculare all'altra, e insomma c'è sta tipa che mi guarda, mi fissava sorridendo con questa faccia un po' da ebete e io non capivo, dicevo, boh, sarà perché magari mi ha visto nella pubblicità o perché lei magari ha problemi suoi. Boh, quindi te lo giuro, l'ho vissuta un po' come tu vivi quel tizio al supermercato, con angoscia. Sono sceso tipo 4 fermate prima perché questa non mollava più, questa cosa di sto sorriso strano. E a proposito di sorrisi ebeti, guarda che aggancio che t'ho fatto, Super Ebete, ecco che arriva. Featuring con Caparezza, quindi qui siamo appunto nella bella Puglia come dialetto, come insomma modo di esprimersi. Raccontami tutto il significato di questo video che trovo splendido nel testo e anche nella scelta grafica. Allora, il nostro primo singolo è uscito l'estate scorsa, è una canzone che io particolarmente amo, totalmente fuori dai cliché del rap, perché solitamente non si rappa sopra questo tipo di musica. Yes, diventa più difficile. È difficile, sì, è troppo veloce. Quindi boh, funziona che abbiamo provato ed è stato bello da subito. Abbiamo chiesto a Caparezza se partecipava a questo esperimento, ha detto di sì subito. Siamo andati, mi ricordo anche dove, questa è una piccola chicca, è successo allo Sherwood Festival di Padova, eravamo io e Millo, il bassista. Siamo andati lì e abbiamo chiesto se voleva, se gli piaceva, ha detto mandami il pezzo, vedo, e l'abbiamo mandato, l'ha sentito, gli è piaciuto e l'ha fatto subito. Grande disponibilità. Meglio di così non si può chiedere, quindi è stata una grande soddisfazione anche per noi avere la collaborazione di Caparezza, perché è veramente il numero uno. Se uno poi non lo apprezza come musicista, lo apprezza sicuramente, come dicevo prima, per la disponibilità e per la persona che è, giusto?
Beh, assolutamente. Noi qui che abbiamo tipi in pigiama, perché praticamente è tranquillo, è uno che potrebbe venire a casa tua a mangiare se ne avesse il tempo. Parlami del significato del brano. Beh, l'ebete è un termine senza offendere praticamente chi è ammalato, perché l'ebetismo è una malattia purtroppo. Sì. Però qua in Veneto l'ebete è lo stupido che riesce a fare tutto, qualsiasi cosa, senza però pensare a quello che fa. Cioè si lascia abbindolare, si lascia convincere, è già un pochetto di suo. E in più quello che lo circonda lo condiziona in maniera tale che diventa quasi una marionetta. Quindi lui compra qualsiasi cosa, segue ogni moda, va con gli amici dei posti più pericolosi o più strani. Cioè la persona ebete è veramente manipolabile, però allo stesso punto è anche a volte pericolosa sia per se stesso che per gli altri. Però ha una caratteristica. La caratteristica fondamentale è che l'ebete spende soldi e per l'economia va benissimo. È un aiuto, è fondamentale. Sì. Senti, ma il video, il montaggio, la realizzazione grafica, raccontami anche questo. Chi è che vi ha consigliato? Oppure era già nella tua testa così l'idea? No, volevamo fare un'animazione. Abbiamo sondato, diciamo, il mondo degli animatori web, perché in questo caso è un animatore un ragazzo che fa animazioni per il web e si chiama Hermes Mangialardo della Plus Media, ok? E lui aveva già una serie di video su YouTube con vari personaggi molto simpatici, ironici, costruiti molto bene. Ha, diciamo, provato e ci è piaciuto. E quindi abbiamo scelto lui perché funzionava bene. Mi ricorda un po' anche Super Ebete, il personaggio, lo stile di Bruno Bozzetto come tipo di disegni, insomma noi più o meno siamo coetanei, quindi avrai visto sicuramente Mio fratello supereroe, una roba del genere, adesso non ricordo bene il titolo, non vorrei fare gaffe. Comunque più o meno stilisticamente ho questo déjà vu, molto bello. In Italia quanti ce n'è però di questi personaggi secondo te? Mi ripeti la domanda perché ti ho perso per un secondo. Ok, Skype, ogni tanto va e viene. Ti chiedevo, quanti personaggi così ci sono secondo te in Italia oggigiorno? Personaggi come Super Ebete, tantissimi. Purtroppo siamo tutti un po' Super Ebete, perché facciamo l'esempio del supermercato di prima. Quando vai a fare la spesa hai la tua tesserina magica per i punti. Quando esce il nuovo telefonino vedi le code per comprare il telefonino nuovo. Sì, di ultima generazione. E poi diciamo che siamo in crisi. Sì, poi c'è il concessionario che lancia l'automobile di domenica, tutti a provare l'automobile nuova. Sì, forse per il mercato... Herman, forse per il mercato dell'auto e soprattutto questo che dicevi della domenica è perché la gente non c'è niente da fare la domenica, o va all'Ikea o va nel concessionario a provare la macchina. Ma io sono un frequentatore dell'Ikea, non mi vergogno a dirlo, a me piace andare all'Ikea perché mi rilassa vedere le persone cosa fanno. Cioè io come osservatore... Ah, cioè tu ti siedi lì e studi il comportamento umano, sei tipo scienziato? Sì. Mi piace. Okay. Io sta cosa, confesso, lo facevo in Piazza del Duomo a Milano, perché a volte prendi spunto, è vero, vedi delle cose particolari, dei personaggi curiosi e magari li utilizzi nel cabaret piuttosto che per avere delle idee. È vero, non avevo mai pensato all'evoluzione che non è più la piazza purtroppo, ma sono i centri commerciali dovuti un po' al maltempo e al fatto che le piazze si stanno svuotando. Tu l'hai vissuta la piazza? Ho vissuto la parrocchia, la piazza, adesso vivo le piazze virtuali come tutti, quindi Facebook, ho vissuto anche quelle cioè MySpace, che ora è defunto. Io ce l'ho ancora. Ci sono, anch'io ce l'ho. Sono quelle evoluzioni della società verso altre cose. Non che le parrocchie e le piazze non siano più frequentate,
sono ancora frequentate, ma sono cambiate le modalità. Sono solo per chi vuole andare lì. Una volta certe frequentazioni le facevi di default. Sei in una famiglia cattolica, andrai sicuramente in chiesa. Sei in una famiglia un po' meno cattolica, vai in piazza. Cioè era normale, normalissimo. Senti, un'altra domanda, siamo più o meno addirittura d'arrivo. Voglio capire, per quanto ti riguarda, ok, come vivi questo mondo social? Sai, Vertigo è social 100%, noi nasciamo nel web e poi finiamo in televisione, quindi YouTube ti sta dando qualcosa? È utile? Si parla di etichette indipendenti? Penso di sì. A te la risposta. Allora, io sono musicalmente nato 20 anni fa, più di 20 anni fa, ma nel 2003 c'è stato il cambio per me, come ho detto prima. È stato in concomitanza al fatto che la musica digitale ha preso piede. È un paradosso perché se pensi, tutti sono contro, specie chi produce dischi, contro la musica digitale perché è il mercato, quello del falso, o comunque del download illegale, andava fortissimo. Ma è anche la fortuna di chi ha un prodotto che si sta diffondendo. Quindi la gente si scarica, copia il tuo disco, se lo passa, oh hai sentito questo, bella la roba che ha fatto, sentiti presto il CD e così. Quindi per me il fatto di che ci sia il social, che ci sia la parte virtuale, sì, non preclude il fatto che ci sia una parte vera da un'altra parte. Esiste, cioè, perché possa esserci virtuale deve esserci per forza anche il vero. Non sono staccate, è impossibile. Ok, ok. Poi insomma comunque ognuno ha la sua soggettiva sulla questione, alcuni apprezzano esatto completamente la possibilità data dal social e altri magari un po' meno. Cabernet Boy, ecco che arriva. Oh. Questo è un testo particolarissimo, particolarmente veneto tra l'altro. Molto, molto. Fossi nato in Toscana avrei fatto Chianti Boys, fossi nato in Friuli Tokai Boys. Senti, tu non so se sei al corrente che il governatore comunque Zaia si è un po' risentito del fatto che tu 100% veneto, musica veneta, rap veneto, hai fatto quel tipo di collaborazioni con Caparezza, Roy Paci e così via. Ma io non l'ho mai sentita questa. Una cazzata, sto inventando. Volevo vedere la faccia che facevi, insomma. Stavo preoccupando per Zaia che ha tempo da perdere con me. È una balla inventata, volevo vedere, ripeto, la faccia che facevi. Dai, torniamo seri, insomma, dicevi che a seconda della regione avresti scelto l'eccellenza locale del vino. Esatto, perché comunque è parte della cultura del territorio e quindi non puoi, è a prescindere, quello non si tocca. Cabernet, Merlot, se vuoi, vabbè, però per me è Cabernet. E poi comunque sai che quando si è giovani si eccede in quasi tutto, quindi abbiamo fatto delle gran belle serate a base di vino e basta. Quindi, però secondo me sei stato un po' ghettizzante, nel senso che hai tolto dalle eccellenze il vino in cartone. No, tu mi stai uccidendo. Come fai a dire certe robe? Ah, io ho interpretato così, perdonami se sai col dialetto sono un po' scarso. Avevo capito che ce l'avevi un po' col vino in cartone, ma preferivi un altro tipo di qualità. Dimmi, perdona la castronata. No, è ovvio che il vino in cartone non si deve neanche nominare, per quello stavo male. Se tu hai solo dirlo, vino in cartone, mi fa stare male. Ma allora vedi che ho capito bene. Capito bene. Sei razzista nei confronti del tavernello. Ah, cioè, non faccio neanche il nome, cioè, è inutile. L'ho fatto io. Fatto come Bacco comanda, cioè è messo nelle bottiglie di vetro. La plastica nel cartone di sicuro no, cioè non ce n'è. Anche se vogliamo fare i moderni, vabbè, quello lì va bene per togliere il grasso dalle piastrelle. Cioè.
addirittura. Oh mamma mia. Senti, c'è un posto dove, oltre ai viaggi che tu hai citato prima con la tua compagna, hai ancora la curiosità di vivere o la musica o le persone di quel posto? Perché voglio anche capire Herman viaggiatore. Beh, sai, quel viaggio che vorresti fare che ancora non sei riuscito a fare. Allora, due. Non parlo col peyote, compatibilmente con le capacità della lingua, ma poi l'inglese ti porta dappertutto. Il Giappone, che mi affascina tantissimo, ci affascina tantissimo, e se devo dire la verità, l'Australia. Però vedendo i programmi che stanno facendo ultimamente sui canali del digitale terrestre, mi sa che mi respingono alla frontiera, perché sicuramente trovano qualcosa. L'ho visto anch'io, lo seguo anch'io ogni tanto ed è veramente particolare e curioso. Ricordo ancora quel trio di italo-australiani che sono arrivati alla dogana, gli hanno aperto le valigie e c'era tipo questo signore di una certa età con la moglie e la sorella, e da buon uomo di una certa età avevano fatto le donne la valigia e quindi lui non aveva la più pallida idea di quello che c'era dentro. Alla dogana lo fermano, gli chiedono se aveva da mangiare, cose insomma che in Australia non possono passare, e loro rispondevano no, non abbiamo nulla da mangiare, abbiamo solo dei pacchi di biscotti, della pasta fatta in casa, cose così. E loro gli dicevano ma è cibo? No, sono solo biscotti. Hanno rischiato veramente una multazza e di non tornare a casa. Sì, beh, ma sai che qualsiasi cosa che tu trasporti in valigia è potenzialmente letale per l'economia dell'Australia? Yes. E può decimare tutte le piante e gli animali dell'Australia, quindi tu non puoi andare in Australia, è inutile, non si può andare. Sì, però tanti stanno scegliendo questo posto splendido per rifarsi una vita, perché si sa che gli stipendi sono differenti rispetto all'Europa. È difficile arrivarci, è difficile restare, però. E musicalmente l'Australia ti attizza? Facciamo qualche nome, perché in Australia 2 o 3 rocker li ha tirati fuori, cioè adesso a parte musicalmente l'Australia, forse l'America mi attira di più, perché ovviamente arrivando da quella cultura lì, l'hip hop è nato lì. Sono stato a New York nel 2010 per la prima volta e devo dire che è stata, anzi che nel 2010, nel 2012, è stata il viaggio che volevo fare da tempo, 10 giorni da solo a New York a correre in bicicletta. È stato veramente fantastico. E lì vivi la città e la musica non ti interessa a quel punto lì, anche se a concerti ogni sera ne trovi quanti vuoi. Allora, io divertendomi con te, mandando i tuoi video, mi sono completamente dimenticato che c'è anche un orario di chiusura di questo format e stiamo sforando alla grande. Boh, fa niente, dai, speriamo insomma che apprezzino. Però nel frattempo io ti devo ringraziare, ma voglio sicuramente chiudere con un'altra Venezia, con un featuring molto importante, quindi Sir Oliver Scardi. Molto bello il fatto di sapersi criticare, di, come dicevamo inizialmente, avere quell'occhio differente dall'uomo magari della strada comune e di non essere campanilisti sempre perché si deve esserlo, e quindi esserlo, ma fare anche delle critiche a ciò che è comunque un capolavoro come la città di Venezia. Io mando subito il video perché siamo ormai in chiusura, eccolo che arriva. Raccontami velocemente come nasce tutto questo e dopodiché ti saluto e ti ringrazio. Nostra Venezia è un sogno che si realizza, fare una canzone con un grandissimo personaggio, una grandissima persona che è Sir Oliver Scardi, che ha rappresentato praticamente il Veneto in Italia con le sue canzoni per tantissimi anni e lo fa attualmente ancora come solista, e è il sogno che si realizza perché io che andavo a vederlo ai suoi concerti da ragazzino, adesso lui c'è ancora, fa ancora la sua musica, io sono cresciuto con le sue canzoni e sono riuscito a realizzare una canzone su una città che rappresenta praticamente il Veneto, ma anche l'Italia, se vuoi, in tutto il mondo. Certo.
dandone un punto di vista che non è quello della cartolina, il solito punto di vista dei mezzi di informazione sulla città solo bella, solo tutto a posto, esatto, tutto funziona. No, giusto, bravo. La città di Venezia è particolarissima, come lo sono i suoi abitanti, come lo sono la sua storia e tutto il resto. Pensa che mi becco i cazziatoni anche via web. Il nostro Samu mi scrive: Emiliano, sei in ritardo, lasciami libero Herman. Sorry Samu, scusami, non capiterà mai più. Ogni tanto sai, no? Con gli amici ci si diverte. Vai. Una cosa, mi ero dimenticato, dietro qua ho una, vediamo se si vede, questa è una Bontempi System 5, yes, vede? Pezzo storico. È un pezzo storico, ragazzi, qua. Così potevamo lasciarci, se funzionasse, perché non funziona purtroppo, potevamo lasciarci in maniera musicale, cercando di fare qualcosa. Sarebbe stata una figata, vabbè, ma comunque noi a Vertigo rimaniamo sempre in contatto con gli amici che si sono trovati bene, quindi chissà, alla prossima. Velocissimo, lasciami qualche contatto, insomma, per qualche evento tuo, dove ti possono trovare i fan. Allora, noi ricominciamo il tour da marzo, abbiamo 2 date, andate sul mio sito, il nostro sito medrano.biz, oppure sui social network ci trovate, venite a trovarci. Anche per tutta l'estate faremo tappa un po' in tutto il Veneto e speriamo di andare anche fuori un po' dal Veneto, perché quello è il nostro obiettivo, portare questa lingua fuori everywhere. Grandissimo Herman, grandissimi anche voi cari amici di TV7 Vertigo, vi lascio sempre su queste immagini di questo splendido video in compagnia di Herman Medrano e vi ricordo che noi torniamo lunedì come sempre al solito orario. Oggi abbiamo fatto un'eccezione per avere Herman e ci sarà un gruppo veramente fantastico con una web series fantastica, I Licaoni, da non perdere. Quindi buon weekend a tutti, buon weekend anche a te Herman. Ciao ragazzi, grazie Vertigo. Bomba, grande. Ciao a tutti, buon weekend. Beccatevi la nostra siglazza in chiusura.